Buongiorno, benvenuti. Le principali notizie. La Sicilia per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dalla scuola alle istituzioni, alla Chiesa, in tutte le comunità iniziative per fermare abusi e femminicidi. A Trapani, donata alla città, una scultura dedicata alla donna. Il presidente Mattarella, la libertà delle donne va difesa ogni giorno. Nel 2025 aumentati i femminicidi in Sicilia, uccisa una donna ogni 54 giorni, ma sono sempre di più quelle che denunciano. Al nostro TG il questore di Catania Bellassai e il procuratore di Trapani Paci. Si è fatto molto quanto a norme dicono, resta ancora moltissimo da fare dal punto di vista culturale, insufficiente l'educazione all'eguaglianza. Armi e droga, 27 arresti nel Trapanese, la base di spaccio era la pescheria di Marsala. Traffico di stupefacenti anche nel Ragusano, giro d'affari da 1 milione di euro, 14 i provvedimenti cautelari. Palermo, Sferracavallo sconvolta per le intimidazioni di ieri a 5 attività commerciali, un gesto eclatante e sprezzante legato a Cosa Nostra. Torna l'ombra dei Lo Piccolo. Addio pizzo, commercianti, non cedete ai racket. A Trapani, crisi idrica fuori stagione. La diga Garzia viene prosciugata per uso irriguo nelle campagne e così molti comuni restano a secco. Il sindaco Tranchida ha attivato il centro operativo per rifornire le zone in maggiore difficoltà. Musica, un audace Elodie in concerto infiamma Messina, tutto esaurito al Palazzetto dello Sport e stasera si replica. Al Teatro Agricantus di Palermo, Carlotta Rondana mette in scena una commedia che racconta con ironia le difficoltà dell'incontro tra donne e uomini. Calcio, infermeria di nuovo piena in casa Catania per la sfida in trasferta contro il Picerno. Toscano dovrà far fronte a 8 assenze, diverse le soluzioni allo studio per la sostituzione di Cicerelli. Bentrovati, dunque oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalla scuola alle istituzioni, alla Chiesa, in tutte le città siciliane si mobilitano le iniziative per arginare e fermare abusi e femminicidi. Simona Mazzone. Non è amore se non ti dedica il tempo che meriti. Se non puoi vestirti come vuoi. Ragazzi e ragazze con i loro messaggi, che in alcuni casi sono apparsi come denunce e richieste di aiuto, hanno tuonato da Piazza Università no alla violenza insieme a Polizia e Comune di Catania. Prima un flash mob, poi bigliettini colorati per farsi sentire oggi più che mai. Non è amore se è geloso, non è amore se non ti fa uscire, non è amore se ti controlla. Sono tutte delle manifestazioni di non amore, di violenza, che oggi, ahimè, sono tornate nuovamente in voga tra i giovanissimi, per cui si parla anche di malessere. Diverse iniziative a Catania a cui siamo al Rettorato in questa giornata che vuole porre l'accento sui diversi aspetti della violenza sulle donne, quella fisica, quella morale, quella economica. L'aspetto della violenza economica è un aspetto sottovalutato e quindi anche la mancanza di denuncia è frutto del fatto di non sentirsi autonome anche da un punto di vista economico. E violenza sui luoghi di lavoro, i dati sono allarmanti secondo uno studio della CGIL. Circa 1.400.000 donne in tutta Italia hanno almeno una volta nella loro vita subito molestie e discriminazioni nei luoghi di lavoro. E il dato più allarmante è quello che riguarda proprio il mobbing. A Trapani è inaugurata una scultura di Angela Tremonti donata alla città e dedicata alla donna fragile e madre, perché nessuno più si permetta di abusarne. Orazio Longo.
Tutte le donne sono tenere e fragili, tutti dobbiamo ricordare che ciascuno di noi ha una madre. È quanto scrive sul suo profilo social Angela Tremonti, l'artista lombarda, sorella dell'ex ministro Giulio, che ha voluto donare alla città di Trapani in occasione del 25 novembre un'opera in lastra dal titolo Contro la violenza sulla donna, fragile e madre, Mabilla Mater Mediterranei. Molte mie opere sono già al nord e questa è quella più a sud di tutte. Vuol dire che queste donne possono fra di loro ispirare, parlare, dire all'anima che sono deboli, che sono fragili, che però comunque sono sempre le madri e non c'è uomo che non sia nato dal grembo di una donna. L'opera è stata collocata nei pressi del terminal aliscafi del porto di Trapani, un luogo di passaggio e incontro affinché diventi un monito costante contro ogni forma di sopruso e discriminazione, spiega il sindaco Tranchida. Questo filo rosso che lega anche il nostro paese dal mare alle Alpi, come diceva prima Angela, per provocare ogni giorno una riflessione. Oggi è la giornata internazionale, gli altri 364 giorni debbono essere le giornate dell'azione, della proposizione, della riflessione contro la violenza, ogni forma di violenza di genere sulle donne. All'inaugurazione, con il supporto dell'associazione Live Charity, hanno partecipato anche gli alunni dell'Istituto Rosina Salvo con una performance teatrale insieme all'attrice Giovanna Scarcè. In Sicilia quest'anno sono aumentati i femminicidi, ma sono sempre più numerose le donne che denunciano violenze e soprusi. Luca Ciliberti. I dati sono inconfutabili. In Sicilia nel 2025 è stata uccisa una donna ogni 54 giorni secondo l'osservatorio Non Una di Meno, 6 in tutto, alle quali si aggiunge il femminicidio di Laura Papadia, 36enne palermitana, uccisa dal marito a Perugia. 2 in più rispetto al 2024, studentesse, donne, madri, lavoratrici vittime di uomini violenti che non hanno accettato il loro no. E poi ci sono i numeri delle denunce, nel migliore dei casi, o delle segnalazioni ai centri antiviolenza. 320 al centro Tamaia di Catania, 374 al centro Leonde di Palermo, e questi sono solo i numeri delle 2 principali città dell'isola. Ma c'è ancora tanto da fare, sono molte le donne che non hanno la forza di chiedere aiuto. Io credo che molto sia stato fatto, moltissimo sia stato fatto da più punti di vista, soprattutto dal punto di vista, come dire, normativo. Penso che moltissimo ancora si debba fare dal punto di vista proprio culturale. Non siamo riusciti ad assimilare quello che la Costituzione dice, cioè la creazione di un rapporto di eguaglianza. Intanto la Regione nella prossima finanziaria prevede maggiori fondi dai circa 17 milioni dello scorso anno agli oltre 19 milioni previsti nel 2026 per consultori, comunità, alloggio e centri antiviolenza. E poi c'è la legge 3 del 2024 che prevede l'assunzione prioritaria delle donne che hanno subito aggressioni con sfregi permanenti al volto e dei figli di vittime di femminicidio. Voltiamo pagina, armi e droga, 27 arresti nel Trapanese. La base di spaccio era la pescheria di Marsala. Simona Mazzone. C'è anche un pescivendolo che aveva trasformato la sua pescheria in una base logistica per lo spaccio di cocaina tra i 27 arrestati per traffico di droga, eseguite 20 perquisizioni fra Trapani, Marsala e Mazzara del Vallo. L'indagine avviata nel 2020 ha permesso di accertare un fitto commercio di cocaina. Un gruppo criminale era attivo a Marsala e riconducibile a un pregiudicato all'epoca ai domiciliari per droga, autorizzato ad allontanarsi da casa per gestire la pescheria di cui era titolare. L'uomo in realtà aveva trasformato l'esercizio commerciale in un centro di spaccio. Il pescivendolo nel corso dell'indagine è stato privato della pescheria, così ha pensato di trasferire la base operativa della droga nella sua casa. Del gruppo facevano parte anche padre e cugino, coinvolti in un grave atto intimidatorio consistito nell'incendio di un noto bar marsalese perché il titolare aveva rifiutato un'assunzione. Un altro gruppo faceva capo a un allevatore marsalese di 70 anni collaborato da una fitta rete di pusher. Ma si è scoperta anche una terza associazione con base operativa in un appartamento di Marsala dove operavano giovanissimi pusher con la complicità di organizzazioni criminali calabresi che assicuravano un canale di approvvigionamento a prezzi concorrenziali della cocaina per poi rivenderla nel Trapanese. Nel corso delle operazioni sequestrate anche diverse armi.
Operazione antidroga anche nel Ragusano con 14 arresti, blitz dei carabinieri e della squadra mobile coordinati dalla direzione antimafia di Catania. Veronica Barbarino. Una vasta operazione antidroga ha scosso all'alba la provincia di Ragusa. 14 gli indiziati di partecipazione a 2 associazioni a delinquere finalizzate al traffico e spaccio di stupefacenti, entrambe operanti tra Vittoria e Comiso. Il blitz, coordinato dalla DDA di Catania, ha visto in campo i carabinieri della compagnia di Vittoria e gli agenti della squadra mobile di Ragusa. Le indagini hanno ricostruito un'organizzazione con canali di riferimento anche fuori provincia. Figura centrale sarebbe Emanuele Lauretta, considerato fornitore stabile dei gruppi, che aveva un canale diretto e privilegiato con i fornitori che si trovavano a Catania e in altri luoghi della Sicilia. Scoperti inoltre vari nascondigli per la droga, tra cui un casolare in Campania. Il giro di spaccio stimato è di circa 1 milione di euro, con migliaia di cessioni, 200 acquirenti identificati e sequestro di cocaina, hashish e marijuana. Indagata anche una donna per riciclaggio di 100.000 euro. 3 provvedimenti cautelari sono stati notificati in carcere. Uno degli indagati è irreperibile e gli arrestati sono stati trasferiti in varie strutture detentive. Palermo, Sferracavallo è sconvolta dopo le intimidazioni di ieri a 5 attività della borgata. Un gesto eclatante, sprezzante, legato indubbiamente a Cosa Nostra. Infatti torna l'ombra dei Lo Piccolo. Addio Pizzo dice: commercianti, non vi abbassate, non cedete. Marco Gullà. Sferacavallo è ancora sconvolta. Le bottiglie di benzina lasciate davanti le saracinesche di 5 attività hanno profondamente scosso la borgata palermitana. Un gesto eclatante, come a dire: la mafia c'è, è sempre presente. Un gesto, quello di ieri, che potrebbe segnare il ritorno di un vecchio ordine mafioso nel mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, un territorio dove l'ombra dei Lo Piccolo di fatto non si sarebbe mai dissolta. E allora gli investigatori sono a lavoro anche per individuare chi ha posizionato le bottiglie di benzina davanti alle attività. Questo territorio è stato recentemente interessato da importanti operazioni di polizia che hanno smantellato organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nello stesso territorio. Non è da escludere, ma su questo ovviamente ci sono delle indagini in corso, che nuove leve vogliono imporsi nello stesso territorio, iniziando a minacciare pesantemente i commercianti. Gli investigatori sono a lavoro anche per il secondo episodio che, secondo le forze dell'ordine, è legato all'intimidazione di Sferracavallo, ovvero il rogo che ha colpito un rimessaggio di Isola delle Femmine con il danneggiamento di 11 imbarcazioni. Anche qui l'ombra forte di Cosa Nostra. Non bisogna prendere sotto gamba qualsiasi gesto, qualsiasi segnale, perché questo può essere ricondotto anche a dinamiche mafiose. Siamo all'attualità politica. Viene depositata oggi all'Assemblea regionale la mozione di sfiducia già presentata alla stampa una settimana fa dalle opposizioni. PD, 5 Stelle e Lavardera puntano a farla mettere in votazione a Sala d'Ercole prima della legge di stabilità. Manlio Viola. È il giorno in cui il centro-sinistra deposita la mozione di sfiducia al Presidente della Regione. Presentata alla stampa mercoledì scorso, la mozione non era però stata consegnata alla Segreteria Generale del Parlamento. Il documento, che porta la firma di tutti i 23 del fronte di opposizione, 11 5 Stelle, 11 PD e il solo Ismaele Lavardera di controcorrente, una volta depositato deve essere preso in carico e analizzato dagli uffici legali, regolamento e di presidenza, passaggi obbligatori per poi portarla in aula. Se la mozione vede fisicamente la luce in giornata, come annunciato dal coordinatore dei 5 Stelle, nonché vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, domenica scorsa durante la manifestazione con Giuseppe Conte, probabilmente sbarcherà in conferenza dei capigruppo la prossima settimana, forse proprio martedì prossimo. Si tratta di un documento semplice in 3 cartelle. Le opposizioni spingano perché venga portato in aula a Sala d'Ercole prima della legge di stabilità col bilancio di previsione, anche se sono coscienti di non avere i numeri per farla approvare. Servono 36 voti. Ai 23 firmatari la mozione si uniranno probabilmente i 3 deputati di Sud Chiama Nord, più per forma che per convinzione, ma all'appello mancheranno comunque altri 10 voti. Difficile, se non impossibile, raccattarli fra i banchi della maggioranza, nonostante la convinzione di Lavardera. Il presidente Schifani ha già fatto sapere che non commenterà l'iniziativa delle opposizioni, ma dirà il suo pensiero politico soltanto in aula.
Incubo Tari, a Catania la tassa più alta d'Italia, botta e risposta tra contribuenti e comuni, intanto si cercano accorgimenti per migliorare la raccolta differenziata, inchiodata al 37%. Tonino De Mana. I contribuenti catanesi che si lamentano per l'elevato costo della Tari, la più alta d'Italia. Il comune che si discolpa, puntando il dito contro i cittadini che non fanno la differenziata o addirittura ai cosiddetti pendolari dei rifiuti. E tutti contro tutti, con il saldo Tari da pagare entro il 10 dicembre che riaccende polemiche, per la verità mai sopite. Alcuni numeri. Una famiglia catanese pagherà 602 euro a fronte di una spesa media nazionale di 340 euro. Tutto questo mentre la raccolta differenziata si attesta attorno al 37%. Da qui lo sfogo dei catanesi. Certo che è un incubo, cioè 602 euro. La maggior parte dei catanesi non fanno la differenziata come si deve. Quante volte lei ha visto un catanese che butta la spazzatura fuori orario? Un sacco di volte. Costa anche portare la spazzatura fuori regione? Certamente con la nave che la portano in Olanda e quindi quella spesa della spazzatura che viene portata in Nord Europa la paghiamo noi. Perché? Perché non vengono fatti termovalorizzatori come tutte le città del nord che ce l'hanno. La replica è affidata all'assessore all'ecologia Pesce, secondo cui Catania paga colpe non sue. Purtroppo l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, quindi una forte cifra di rifiuti indifferenziati, comporta enormi costi quando conferiamo in discarica. A questo aggiungiamo anche le bonifiche che effettuiamo sistematicamente in città e quindi ulteriori costi. Questo non ci ha consentito fino a questo momento di poter diminuire la Tari. Per i termovalorizzatori ci vorrà del tempo, quindi sarà necessario migliorare la raccolta differenziata, specie nei grossi condomini, esperimento già riuscito al Viale Mario Rapisardi 190. Crisi idrica fuori stagione nel Trapanese. La diga Garcia viene prosciugata per uso irriguo nelle campagne e molti comuni quindi restano a secco. A Trapani il sindaco ha attivato il centro operativo. Sentiamo Emanuela Corsi per i particolari. La Sicilia ancora alle prese con la crisi idrica. Nonostante le recenti piogge autunnali, alcune province continuano ad essere in ginocchio e tornano le autobotti. Il caso più grave è nella Valle del Belice, dove alcuni comuni sono rimasti a secco perché nell'invaso Garcia non c'è più acqua. Il prosciugamento dell'invaso per uso irriguo è al centro delle accuse lanciate dai sindaci del lato idrico di Trapani, che parlano di gestione politica impropria dell'acqua, che ha compromesso le disponibilità dell'invaso per l'autunno-inverno. La carenza idrica ha costretto diversi comuni a rivolgersi a Trapani, dove il sindaco Tranchida, per rifornire i territori più colpiti, ha attivato il centro operativo comunale e disposto l'interruzione dell'erogazione per consentire i lavori di interconnessione tra l'acquedotto Bresciana e la rete Sicilia Acque. Sicilia Acque è riuscita a fare nei tempi previsti i collegamenti e noi proprio adesso stiamo rimettendo acqua da Bresciana verso Trapani. Il tentativo, anche se non semplice, è quello di tentare di fare distribuzione su Trapani nel centro storico, quantomeno nella giornata di domani. Problemi anche nell'Agrigentino, dove Sicilia Acque ridurrà l'erogazione a causa dei gravi debiti di AICA. Il taglio della fornitura scatterà dal 1° di dicembre. Ai cittadini sarà comunque garantita la distribuzione del minimo previsto dalla legge. Musica, Elodie a Messina infiamma il palazzetto dello sport, tutto esaurito e stasera si replica un concerto che non è stato solo musica ma uno show coinvolgente in tutti gli aspetti. Lei, Elodie, ha mostrato una verve magnetica. Eva Spampinato. Audace, galattica, magnetica non sono solo aggettivi per definire Elodie nelle vesti di protagonista del suo show di musica e performance, ma sono i 3 atti in cui è suddiviso il suo concerto, un'esperienza totale, sensoriale, performativa e profondamente immersiva che ha mandato sold out il Pala Rescifina di Messina ieri sera e stasera tornerà ad infiammarlo. Sul palco Elodie ha ricordato Ornella Vanoni nel giorno del suo funerale, poi lo show.
Il primo atto, audace, è interamente dedicato ai successi del passato. Galattica si apre con Ambrosia, che introduce una Elodie più intima e riflessiva. Magnetica è un inno alla comunità LGBTQ+, all'inclusione e alla gioia. Lo show esplode nel gran finale in una erotica Elodie. Al Teatro Agricantus di Palermo, nella giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne, Carlotta Rondana porta in scena una commedia che racconta con ironia le difficoltà dell'incontro tra donne e uomini. Desiree Ferrito. Uno spettacolo ironico, irriverente, coinvolgente, femminile, single aree, arriva al Teatro Agricantus di Palermo. Protagonista e autrice del testo è Carlotta Rondana, diretta da Francesca Nunzi in una stand-up comedy che attraversa con intelligenza e sarcasmo il mondo femminile in crisi, tra relazioni, identità smarrite e desideri che si fanno largo tra risate e imbarazzi, in un viaggio che esplora la complessità del mondo femminile e maschile contemporaneo. Luce, voglio che lui mi guardi, mi veda e dica: voglio lei. Oddio, ha detto a me? No, secondo me ha detto a lei. Con lampi di ripide e incessanti battute ci conduce nella ricerca di un maschio spento che si aggira confuso tra donne che frugano nella borsa della propria coscienza. Chiavi di casa di mamma, lo senti nonna, chiavi di casa di zia, chiavi di casa di mia cugina, chiavi di casa mie. Se mi rubano la borsa si fanno 5 appartamenti. L'atmosfera è leggera, vivace e profondamente umana. La platea è trascinata da una comicità che non risparmia nessuno. Amore, ti è piaciuto? Il minuto e mezzo più lungo della vita mia. Le pause di riflessione, i dialoghi intimi con il pubblico offrono un momento di respiro all'autrice, che regge da sola il palco in un monologo fisicamente intenso, emotivamente carico e artisticamente libero. Bene, facciamo una pausa, adesso tra poco il calcio con il Catania che prepara la trasferta di Picerno con l'infermeria di nuovo piena. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della trasferta di sabato pomeriggio contro il Picerno. Toscano deve fare i conti con l'assenza di Ciccerelli e sono diverse le soluzioni allo studio del tecnico. Francesco Triolo. Fiducia, entusiasmo per il primo posto ritrovato, ma anche ansia sono stati tre degli ingredienti della seduta di allenamento di questa mattina per il Catania, che da oggi prepara la trasferta di sabato contro il Picerno. Essere tornati lassù, seppur stavolta in coabitazione con la Salernitana, è una carica in più per la squadra del Mimmo Toscano, che in questi giorni avrà tanto lavoro e tanti pensieri per mettere su la formazione titolare. Ciccerelli, uscito dopo appena 7 minuti a causa di un brutto fallo di Porro, ha subito un duro colpo alla caviglia sinistra e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali per definire l'entità dell'infortunio. Domenica il giocatore ha lasciato lo stadio Massimino con la caviglia gonfia aiutandosi con le stampelle, e la preoccupazione è quella che oltre la forte contusione siano stati interessati i legamenti. Non ci sarà contro il Picerno e probabilmente il venerdì successivo in casa col Crotone, poi saranno gli esami a dire se si dovrà imporre uno stop più lungo. Intanto è più vicina al rientro Raimo, mentre a Pieraccini servirà almeno una settimana in più. I dubbi quindi sono tanti, in mezzo c'è Bagar, perché oltre Ciccerelli potrebbe essere concesso un turno di riposo a Lunetta, e così Stoppa, D'Ausilio, Corbari e Jimenez insieme al rientrante Quaini potrebbero giocarsi 2 maglie. Su Quaini però attenzione, perché potrebbe essere utile nella causa in difesa, dove Allegretto ha fatto bene ma non c'è disponibile Ierardi. Ma la settimana è appena iniziata e c'è tutto il tempo per Toscano per studiare le mosse giuste e gli uomini per la partita contro il Picerno. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie come al solito alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.